nostra copertina sull'entusiasmante vittoria della Coppa Italia da parte del Catania, ecco le altre notizie di rilievo. Incubo senza fine per Asia, la ragazza vittima dello stupro di gruppo a Palermo che ha fatto arrestare i suoi violentatori. Ora è stata sequestrata e minacciata per convincerla a ritrattare. La sua avvocata sta malissimo, isolata, si sente emarginata. Catania caccia i responsabili dell'incendio che ha distrutto il bar sul lungomare. È fondamentale la testimonianza del titolare del ritrovo, che però è ancora in terapia intensiva. Palermo, arrestato un giovane con l'accusa di tentato omicidio per la sparatoria di marzo alla Uccidia. A tradirlo il pranzo di Pasqua dei genitori, a casa dei genitori, dove è stato rintracciato dai carabinieri. In manette anche la vittima, accusata di favoreggiamento. Messina, partita ufficialmente la procedura per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Preoccupazione e rabbia tra chi non pensava di dover subire l'esproprio. A Palermo, in piazza, gli operai braccianti forestali chiedono lavoro stabile e un adeguato sistema di prevenzione degli incendi, che invece è ancora al palo. Traffico nuovamente in tilt questa mattina a Catania, code interminabili, disagi per gli automobilisti nelle principali vie d'accesso alla città. Arriva nei cinema Nato con la camicia, grandi risate con un cast made in Sicily. Protagonisti Giovanni Cangialosi e Paola Salute, attori e registi del film con Bruno Tedeschi. Calcio, caos allenatore a Palermo, Corini è virtualmente esonerato, ma va trovato il sostituto. Sembrava fatta per Fabio Grosso, che invece nelle ultime ore si è allontanato. Bentrovati, non c'è pace per Asia, la ragazza vittima dello stupro di gruppo a Palermo. 2 sere fa è stata sequestrata e minacciata per convincerla a ritrattare. Autore un ragazzo che a sua volta aveva tentato di violentarla in precedenza. L'avvocata della giovane è isolata, Asia si sente emarginata. Lorena Dolci. Un coltello puntato al volto, un sequestro di persona e minacce di morte. Ci hai rovinato la vita, ti ammazziamo. Un'altra notte di terrore per la ragazza vittima dello stupro di Palermo la scorsa estate. 2 sere fa, mentre passeggiava a Piazza Ballarò con il fidanzato, Asia è stata trascinata via da un ragazzo e da sua madre e portata a casa loro. Di nuovo faccia a faccia con uno dei suoi presunti molestatori. Non uno del branco del Foro Italico. I 7 dello stupro sono tutti in carcere. Si tratta di un altro ragazzo che tentò di violentarla qualche mese prima. Quella volta la ragazza era riuscita a fuggire spruzzando lo spray urticante. Lui e la madre vogliono costringerla a ritrattare tutto per scagionarlo, ma dai carabinieri di Carini trovano il fidanzatino di Asia che sta presentando denuncia. Le telecamere fanno il resto. Madre e figlio hanno solo aggravato la loro posizione, sono indagati per minaccia aggravata e sequestro di persona. Asia adesso è di nuovo lontana da Palermo e dai suoi carnefici. Gli inquirenti, in accordo con la zia che la ospita, hanno deciso di riportare la ragazza in una comunità protetta, un ambiente sicuro dove lei era stata già trasferita subito dopo la denuncia, ma che poi aveva lasciato per l'ansia di vita e libertà tipiche di una ragazza della sua età. Questo da una parte mi rende più tranquilla e dall'altra parte mi dà molta angoscia, perché so che è una ragazza sola e isolata, certamente non la vive bene questa situazione, sta malissimo, si sente appunto emarginata. Il 19 aprile è in programma l'udienza preliminare per i 6 imputati maggiorenni. Il 6 marzo è arrivata la prima condanna pesante, 8 anni e 8 mesi per l'unico minorenne del branco. Catania, sviluppi nelle indagini sull'incendio al Cioccolato Caffè. Accertata l'origine dolosa, si cercano i responsabili ed è fondamentale la testimonianza del titolare del ritrovo, che però è ancora intubato al Cannizzaro. Tonino De Mana. Sui social annunciava l'imminente riapertura del suo ritrovo, ma propositi ed aspettative potrebbero essere andati in fumo almeno per 2 motivi. 1, perché si trova ricoverato al Cannizzaro, e 2, perché il suo locale Cioccolato Caffè sul lungomare di Catania è andato completamente distrutto. Il titolare Alessandro Leone, con lievi ustioni sul corpo, è ancora intubato all'ospedale Cannizzaro e non appena sarà possibile verrà ascoltato dagli investigatori. Il suo racconto sarà quasi determinante, visto che dovrà chiarire alcuni lati oscuri
oscuri della vicenda. In un locale chiuso da mesi per ristrutturazione, cosa ci faceva alle 5 del mattino all'interno del bar? E dopo l'incendio, per quale motivo si è presentato al Garibaldi di Nesimar, giunto a suo dire a piedi, invece di recarsi al vicino Cannizzaro? Interrogativi e sospetti che si aggiungono alla relazione tecnica dei Vigili del Fuoco, che hanno inoltrato in procura una nota con informativa di reato. Di sicuro si tratta di un rogo doloso. In attesa di interrogare Leone, che nel novembre scorso aveva presentato denuncia dopo aver trovato una bottiglia incendiaria nei pressi del bar, la polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, ascoltando contestualmente anche alcuni residenti del palazzo. Testimonianze che saranno messe a confronto dalla squadra mobile per individuare i responsabili o il responsabile dell'incendio. Un 28enne di Palermo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per la sparatoria alla Vucciria a marzo. A tradirlo il pranzo di Pasqua a casa dei genitori, dove è stato rintracciato dai carabinieri. In manette anche la vittima, accusata di favoreggiamento. Emanuela Corsi. Tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco sono le accuse nei confronti del 28enne Francesco Paolo De Luca, arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Palermo su richiesta della procura per la sparatoria avvenuta alla Vucciria lo scorso 18 marzo. In quella circostanza l'indagato, al culmine di una lite con un 35enne, avrebbe estratto un'arma da fuoco e lo avrebbe ferito sparandogli ad un braccio. Poi si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Ad incastrarlo il tradizionale pranzo di Pasqua in famiglia, al quale il 28enne ha deciso di prendere parte. I carabinieri lo hanno infatti rintracciato domenica scorsa nell'abitazione dei genitori nel quartiere Capo. A finire in manette per favoreggiamento personale anche la vittima della sparatoria, che si era recata al pronto soccorso del civico di Palermo con una ferita d'arma da fuoco al braccio. Il ferito aveva mentito agli investigatori dichiarando di essere stato rapinato e favorendo così il suo aggressore. La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa di 104 percettori del reddito di cittadinanza per aver utilizzato la tessera come un sussidio, come un bancomat. Secondo l'accusa, i titolari di 4 negozi compiacenti avrebbero dato loro denaro in contanti, trattenendo in cambio fino al 15% della somma da consegnare. Messina, partita ufficialmente la procedura per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Preoccupazione e rabbia tra chi non pensava di dover subire l'esproprio. Francesco Triolo. È un crimine fare un'opera per il Sud che è insignificante sotto ogni punto di vista. Abbiamo bisogno di altro. Noi siamo quelli del sì, non quelli del no. Non al ponte, ma sì alle infrastrutture che mancano in tutto il meridione. Dalle ferrovie, i doppi binari, i porti, le strade, le autostrade, gli acquedotti. Sarà la fase più delicata, quella degli espropri. Le parole dell'ex sindaco Renato Accorinti, da sempre no pontista, lo fanno comprendere benissimo. Con la pubblicazione oggi dell'avviso da parte della società Stretto di Messina parte ufficialmente l'iter che dovrebbe portare alla realizzazione del ponte. Manca ancora la dichiarazione di pubblica utilità, che arriverà solo quando il CIPES avrà approvato il progetto definitivo della Stretto di Messina, dopodiché si entrerà nel vivo degli espropri. Ed in città la preoccupazione adesso è tanta, perché dalle tabelle pubblicate oggi non è solo la zona di Torrefaro ad essere interessata. Guardi, non soltanto di Torrefaro ma anche di Conteste, l'Annunziata. I messinesi devono sapere che Conteste, l'Annunziata, il Via Europa, le intere colline della zona nord saranno interessate da quest'opera. Ieri mi hanno chiamato persone residenti a Conteste che non pensavano minimamente essere toccate, hanno scoperto amaramente che intere porzioni di importanti complessi edilizi della zona sud verranno toccati per la realizzazione per esempio della ferrovia e della stazione ferroviaria, che i cittadini non sanno sarà a Conteste. Quindi anche chi a Conteste pensa che il ponte sia una roba lontana purtroppo dovrà rendersi conto che invece è una cosa che gli toccherà molto da vicino. Già, perché le case interessate non sono solo quelle dove sorgerà il pilastro del ponte, ma ci sono altri palazzi anche in pieno centro, dall'Annunziata al Via Europa sino alla zona sud a Conteste, che dovranno essere espropriati per consentire la realizzazione delle stazioni sotterranee di collegamento. Dall'8 aprile saranno aperti gli sportelli informativi al Palacultura di Messina e già i movimenti No Ponte hanno preannunziato un sit-in. La stagione degli incendi in Sicilia è iniziata con 3 mesi di anticipo, accompagnata al solito dalla siccità, e intanto il sistema di prevenzione dei roghi resta al palo. Lo denunciano gli operai braccianti forestali che sono scesi in piazza a Palermo. Maglio Viola.
Subito l'avvio al lavoro dei braccianti forestali per far partire le opere di prevenzione degli incendi boschivi. È la prima richiesta dei precari che sono scesi in piazza questa mattina manifestando davanti all'assessorato agricoltura e foreste della regione. La stagione degli incendi sembra essere già iniziata con oltre 3 mesi di anticipo, complici la siccità e i cambiamenti climatici, ma il lavoro delle squadre antincendio non è ancora partito. Noi dopo 35-40 anni di precariato crediamo l'assunzione a tempo indeterminato, perché già siamo in ritardo nel ritardo. Sono poco meno di 15.000 i braccianti agricoli forestali diminuiti nel tempo fino quasi a dimezzarsi dagli originali 27.000. Lavorano a tempo determinato per 78, 101 o 151 giornate l'anno a seconda dei contratti, ma la loro opera è insufficiente e spesso viene avviata anche in ritardo. L'ambiente, ogni giorno ci sono incendi continuamente. E la finanziaria è stata approvata dopo tanti anni che c'era sempre esercizio provvisorio ogni anno, ci sono tutti i soldi, però i forestali siamo tutti ancora a casa e noi dell'antincendio siamo pure a casa e i boschi bruciano ogni giorno e il governo ancora non prende mano ad una riforma che ha una vita che ci promette. Tra le richieste dei manifestanti l'avvio immediato della campagna di prevenzione incendi con l'uso dei 14.800 braccianti e parallelamente l'avvio al lavoro anche degli operai dei consorzi di bonifica per la manutenzione delle reti idriche Colabroto, con perdite che la Sicilia non può permettersi alla luce dell'attuale crisi idrica. È una riforma del settore che stabilizzi tutti i 14.800 dando vita ad una gestione complessiva del patrimonio boschivo 12 mesi l'anno e non soltanto a ridosso della stagione degli incendi. Il prefetto di Siracusa Moscarella ha disposto l'abbattimento di una serie di baracche abusive in alcune zone della città nell'ambito di una iniziativa volta a ripristinare la legalità nelle aree abitate. L'operazione di demolizione e bonifica è tuttora in corso. Traffico nuovamente in tilt questa mattina a Catania, sulle principali vie d'accesso in città si sono avute, come vedete, code interminabili e disagi insopportabili per gli automobilisti. Qui siamo sulla circonvallazione dove ancora una volta c'è stata la paralisi della circolazione. Incomprensibili le ragioni. Dal comando della Polizia Municipale non vengono segnalati lavori né incidenti stradali. Arriva nei cinema Nato con la camicia, grandi risate con un cast made in Sicily, protagonisti Giovanni Cangialosi e Paola Salute, attori e registi del film insieme con Bruno Tedeschi, una trama decisamente singolare. Marco Goulà. L'uomo che tutte desiderano. E che uomo... Nato con la camicia, un film tutto siciliano che vede protagonisti Giovanni Cangialosi e Paola Salute. La commedia racconta la storia di un Don Giovanni, un uomo dal look stravagante, balbuziente, ma con la battuta pronta e circondato da tante belle donne. Una vita, come si dice anche a Palermo, da Femminaro. Poi però le cose cambiano ed ecco cosa succede. Una zia baronessa molto ricca all'antica muore e lascia il testamento, tutto per Giovanni, che lui è contento e felice, però c'è una clausola: lui deve cambiare vita e deve trovare una ragazza di chiesa sistemata finalmente e soprattutto che sia illibata. Per avere tutto il lascito, il nipote Giovanni Cangialosi si deve impegnare a trovare questa ragazza illibata. Alla tua età? Ma è più facile che vinca la lotteria. Giova, ma che intenzione hai? Lotteria o no, Giovanni avrà 60 giorni di tempo per rivoluzionare completamente la propria vita e così inizia la ricerca del profilo richiesto. Per un periodo di tempo ha seguito le orme del padre, però poi chissà se si è reso conto di tutti questi errori o no. Questo non te lo dico se no sai già la fine del film. E se non ci dai i soldi, il funerale te lo facciamo noi, te lo facciamo. Bello Don Giovanni, male ci finì. E che amici. Il Catania c'è, ne sono convinti i tifosi della squadra rossazzurra dopo la vittoria ieri sera della Coppa Italia. L'umore torna a salire e adesso si incrociano le dita per la salvezza in campionato. Eva Spappinato. O Serie C o Serie A, è sempre il tricolore, o vinciamo, la faccia del Miriosi.
Finalmente si torna a sorridere, sperare, sognare dopo la vittoria di ieri sera della Coppa Italia di Serie C tra i tifosi del Catania. L'umore è alle stelle. Sono andato a festeggiare perché sono contento per questo risultato, per questa partita che tutti noi meritavamo. Bella partita, peccato che è stata a porte chiuse, però abbiamo tifato, abbiamo vinto. Finalmente abbiamo vinto, una soddisfazione molto bella, soddisfazione, non ti posso dire, si è sentita l'aria della festa del Catania. Siete fiduciosi per il campionato? Il Catania c'è, no perché abbiamo vinto questa Coppa, ora vedete sono rimasti poche partite, sicuramente fa risultato e andiamo ai playoff. Ho visto la partita del Catania, ma l'ho vista nel posto sbagliato, perché l'ho vista sul divano e io ho visto dal 1970 che vado allo stadio, che guardo tutte le partite dalla tribuna, e ieri la prima finale nella storia del Catania l'abbiamo vista sul divano per colpa di 30 sciamuniti. Scrivici questo. Gli animi sono più sereni adesso? Sì, dopo un anno che abbiamo sofferto una gioia ci voleva. Tutti hanno parlato bene, però c'è qualche appunto da fare. L'appunto è che vincono la Coppa Italia, ma siamo quasi gli ultimi, perciò non si possono impegnare solo in una cosa, si devono impegnare in tutte e due cose. Cosa serve agli uomini in campo per non arrivare ai play-out? Ma cosa serve? Serve la stessa determinazione che c'è stata ieri, soprattutto la stessa voglia di vincere, di fare risultato. Facciamo una breve pausa e tra poco la vittoria del Catania sul campo. State con noi. Rieccoci insieme con il calcio, una vittoria incredibile. Il Catania rimonta il Padova 2 volte con reti segnate allo scadere dei tempi regolamentari e dei supplementari. La Coppa Italia è dei rossazzurri. Marco Carli. La festa è a Catania, è del Catania. In una stagione difficile, nel momento più complicato, i rossazzurri trionfano, battono il Padova in una partita epica e sollevano la Coppa Italia dando il via anche ai caroselli in città. Una grande soddisfazione, la seconda regalata dal nuovo Catania dopo la promozione dello scorso anno, con l'unico rammarico di uno stadio chiuso ai tifosi in una serata lietata comunque dai bellissimi cori dei ragazzini delle giovanili e delle scuole calcio affiliate. Pelligra dedica il trofeo alla città. Catania se la merita questa Coppa, perché è un sogno stato da tanti anni e oggi è arrivato. Questa Coppa è per Catania, per voi, per i nostri tifosi. Voglio bene a tutti. La partita è un saliscendi emozionale. Il vantaggio del Padova dopo 3 minuti con Bortolussi sembra gelare le speranze, ma poi arrivano il rigore del bomber di Carmine che torna al gol e la rete di Cicerelli, autentico uomo di coppa che fa il bis dopo il gol segnato con Rimini. La sensazione è che la conquista del trofeo sia possibile perché il Padova è una bella squadra davanti, ma è in difficoltà in difesa. Il 2-2 di Perrotta però sembra cambiare tutto nuovamente, anche perché arriva da un calcio d'angolo regalato e con un Albertoni non proprio reattivo. Ma non è finita, perché l'intervento di Dellicarri su Cianci, rivisto al VAR, riduce il Padova in 10 e dà nuove speranze al Catania. Anzi, il destino è rosso-azzurro, perché al 90° Marsura segna di ginocchio su incursione in area di Monaco. L'altro uomo della serata si chiama Costantino e il minuto è sempre quello finale, questa volta dei supplementari. Colpo di testa vincente e Coppa al Catania con merito. Zeoli sottolinea l'importanza del gruppo. Io l'ho sempre detto, questa è una Coppa un po' di tutti, sembra quasi una frase fatta ma invece è così e forse è quello il messaggio che va mandato dell'Unione. Evviva! Il Palermo in pieno caos allenatore. Corini è virtualmente esonerato, ma prima di ufficializzare la decisione il club rosanero deve trovare il sostituto. Sembrava fatta per Fabio Grosso, che invece nelle ultime ore si è allontanato. Marco Cullà. Ad Eugenio Corini, che non sarà più l'allenatore del Palermo, è stato comunicato ieri, al termine dell'allenamento mattutino a Torretta. Ma a distanza di quasi 24 ore il club rosanero non ha ancora trovato il suo sostituto. Gattuso ha detto no, sembrava fatta invece per Fabio Grosso, ma la trattativa si è arenata nella tarda serata di ieri, anche perché l'ex rosanero chiedeva un biennale e soprattutto non voleva prendere una squadra in corsa. Ecco allora che inizia il valzer di contatti, da Giampaolo a Mignani, ma anche semplici
e Moreno Longo. Il nome nuovo è anche quello di Massimiliano Alvini, esonerato dallo Spezia in questa stagione nel mese di novembre. Dal regolamento quindi può allenare nella stessa stagione perché sollevato dall'incarico prima di dicembre. In lista ci sono anche Michele Mignani, ex Bari, e Moreno Longo, ex Como. Il primo fu protagonista con i pugliesi della promozione in Serie B e l'anno successivo, lo scorso, sfiorò la Serie A da neopromosso tra i cadetti, perdendo solo all'ultimo minuto la finale playoff contro il Cagliari. È stato esonerato all'inizio di questo campionato. Longo invece è stato sollevato dalla dirigenza del Como dopo i risultati altalenanti. Il Palermo prende tempo, ma sabato i rosanero scenderanno in campo contro la Sampdoria al Barbera. Occorre fare in fretta. La nuova aggressione subita dalla giovane vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico, che in precedenza aveva dovuto vivere un'altra violenza da incubo, impone di riflettere e prendere atto di un fatto importantissimo. Non possiamo invocare la denuncia da parte delle donne violentate, picchiate o minacciate e poi farle andare in giro negli stessi luoghi delle aggressioni come nulla fosse. Le donne coraggiose che si rivolgono alle forze di polizia e ai numeri di pronto intervento devono essere protette come fossero testimoni o collaboratori di giustizia. Il perché lo capisce chiunque e quello che è successo ieri a Palermo ne costituisce la prova provata. Senza dimenticare poi l'effetto indotto generato dalle nuove minacce e dal sequestro vissuto dalla coraggiosa giovane vittima di questo duplice assalto. Se sanno di essere lasciate sole, le donne non denunciano. Questo è chiaro. E serve a poco il fatto che a cose fatte adesso la ragazza sia stata trasferita in una località segreta. Troppo tardi, avete sentito l'avvocata di Asia, troppe le violenze subite, le ultime delle quali si dovevano e si potevano assolutamente evitare. Ci fermiamo qui, Sicilia torna alle 20, grazie, buon pomeriggio.